preparando che cosa c'è dentro il decreto 36 per quanto riguarda la formazione in servizio, la formazione in itinere, e come dicevo manca il terzo aspetto, che è quello della formazione, dello sviluppo di carriera, perché proprio nonostante le tante promesse qui non c'è. Ci siamo dati, e Marco ci ha richiamati un attimo all'ordine, ci siamo dati come tempo i 15 minuti. All'inizio di questa settimana di assemblee ci eravamo riusciti, ma man mano che andiamo avanti i 15 minuti un po' sforano, però ci proviamo perché vorremmo lasciare spazio anche a voi, al dibattito. Anche nelle assemblee di questi giorni sono uscite tante cose interessanti dalle riflessioni che avete portato voi, quindi almeno come buon proposito ci proviamo. Allora, noi siamo, sì, io vi ringrazio davvero tanto per la presenza di oggi. So che sono giornate complicate, siamo alla fine dell'anno scolastico e non è facile spostare persone, che siano personale ATA, che sia personale docente, dal posto di lavoro. Il fatto che siate qua vuol dire che proprio ci tenevate a capire che cosa sta capitando. Io so che ci sono anche delle scuole che hanno aspettato l'assemblea di ieri e di oggi per decidere cosa fare per quanto riguarda le assemblee. Quindi sono molto contenta della vostra presenza, siamo molto contenti del fatto che ci siate oggi. Idealmente siamo uniti a tutto il resto d'Italia perché tutto il personale delle scuole d'Italia in questi giorni è impegnato in assemblee come questa, nelle quali vengono spiegati i provvedimenti sulla scuola che sono contenuti all'interno del decreto legge 36. Sono contenuti che ci vedono, su provvedimenti che ci vedono fortemente contrari, al punto che le 5 sigle sindacali maggiormente rappresentative del personale della scuola hanno proclamato lo stato di agitazione e lo sciopero, come ben sapete, del 30 di maggio. Qual è lo scopo di questa assemblea? Non è quello di indottrinare le persone, stiamo parlando con persone che sono perfettamente in grado di pensare e di prendere da sole le proprie decisioni. Il nostro scopo è quello di farvi conoscere questo decreto, perché siamo assolutamente convinti che nel momento in cui conoscerete effettivamente, al di là degli slogan e degli annunci sui giornali, nel momento in cui conoscerete veramente che cosa c'è dentro questo decreto, anche a voi come a noi verrà immediato uno spirito di opposizione, di contrasto, perché quello che c'è dentro questo decreto non va bene. Cos'è che non va bene? Guardate, la parte sulla scuola non va bene nulla, è tutta da emendare e assolutamente da stralciare, non si può neanche metterci mano perché sono proprio i principi di fondo che sono sbagliati. Allora andiamo un attimo a vedere sia per quanto riguarda le questioni di merito, quindi il contenuto, sia per quanto riguarda le questioni di metodo di questo provvedimento. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire che cos'è questo provvedimento. Allora, questo provvedimento è un decreto legge e già questo ci dice alcune cose, perché vuol dire che stiamo procedendo con una decretazione di urgenza su una cosa che forse aveva bisogno di tempo, non forse, che sicuramente aveva bisogno di tempi un po' più distesi e di un po' più di riflessione. Qual è il titolo di questo decreto 36? Dice ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi siamo dentro un decreto, questo è un decreto attuativo di misure che sono previste, che sono dentro il PNRR Italia. Il decreto 36 non si occupa soltanto di scuola, qui dentro ci sono tante norme, ce ne sono alcune che intervengono sul mercato del lavoro, la pubblica amministrazione, pubblico impiego, mezzogiorno, ambiente, giustizia, infrastrutture, e poi ci sono anche quelli sulla scuola. Quelli sulla scuola sono quelli maggiormente
che meno convincono, che più hanno scatenato la contrarietà delle organizzazioni sindacali, ma non solo di quelle della scuola, ma anche, almeno per quanto riguarda le confederazioni, proprio l'opposizione delle confederazioni. Vuol dire che il sindacato stesso sta dicendo che non ci siamo, non è questa la modalità. Vi leggo la descrizione del provvedimento. Allora, il provvedimento mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR tramite interventi di semplificazione e di sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi relativi a diversi progetti che devono essere conclusi entro il 30 giugno. Scadenza della seconda rata da 24,1 miliardi di finanziamenti del piano da parte della UE. La prima tranche di 24,9 miliardi l'abbiamo avuta ad agosto. Vi dico questo per dire che siamo dentro i provvedimenti del PNRR. Che cosa diceva, che cosa dice il PNRR per la scuola? Allora, noi siamo dentro la missione 4, istruzione e ricerca, che è fatta di due componenti. La componente numero 1 dice potenziamento dei servizi dell'istruzione. La componente numero 1 a sua volta ha due ambiti di intervento. L'ambito di intervento 2 recita miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti. Quindi vedete che ci siamo, è questo il quadro dentro il quale siamo. Nell'ambito di intervento 2 ci sono alcune riforme. La riforma 2.1 dice riforma del sistema di reclutamento dei docenti. La riforma 2.2 dice scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico amministrativo. Allora, vedete che il decreto legge 36 non fa altro che attuare questo piano, questa progettazione iniziata col PNRR. Perché dico iniziata? Perché questo provvedimento, questo piano che è stato chiamato Italia Domani, non è di ieri. Questo piano ha già compiuto un anno perché è stato pubblicato sul sito del Consiglio dei Ministri lo scorso anno, il 5 mi pare di maggio del 2021, e poi è stato approvato a giugno 2021. Allora, il primo motivo di contrarietà è che arriviamo a provvedimenti così importanti a ridosso della scadenza, perché avevamo un anno intero per iniziare un dibattito e per ragionare su queste questioni. Guardate, proprio partendo da quello che vi ho letto, quindi da quelli che sono gli interventi previsti sulla scuola, non sono solo questi ovviamente, poi ciascuno andrà a leggersi questi provvedimenti sulla scuola previsti nel PNRR. Allora, partendo da questi provvedimenti, le aspettative per questo PNRR erano veramente tante e riguardavano quei tre pilastri di cui vi dicevo, quello del reclutamento, quella della formazione e quello dello sviluppo professionale. E veramente si tratta di poste in gioco importanti, perché guardate che qui si incide sul futuro profilo dei docenti italiani, su come verranno formati, su come verranno selezionati, su come si aggiorneranno, su quanto saranno motivati nel loro percorso professionale, oppure se invece gli faremo passare la voglia, per cui già adesso facciamo fatica a trovare insegnanti e comunque noi percepiamo dentro le scuole la stanchezza, la fatica, per cui le persone sono demotivate. Quindi incideremo sulla motivazione al percorso professionale, al desiderio di aggiornarsi, di dare sempre di più nel loro lavoro e purtroppo le regole che
che oggi, dico purtroppo perché sono regole che noi non condividiamo, ma le regole che oggi andremo a fissare determineranno se in futuro la professione docente sarà attrattiva oppure no, o se faremo la fatica mostruosa che stiamo facendo in questi anni a trovare degli insegnanti e che voi conoscete bene. Allora, dicevo, questioni di metodo che si intrecciano fortemente alle questioni di metodo, scusatemi, di merito, quindi di contenuto del provvedimento. Già da quello che vi ho detto finora, credo abbiate capito che questa è una legge di riforma molto importante, ma che non è stata trattata con le dovute modalità, perché non c'è stato nessun dibattito su queste questioni. Si continua a dire che la scuola è al centro, ma poi una cosa così importante come la formazione del personale, il reclutamento, quindi come tu vuoi che lavorino le persone che sono all'interno della scuola, di questo di fatto non si parla, non si è parlato in questi mesi. Credo infatti che anche voi abbiate potuto constatare che non c'è stato dibattito pubblico, non c'è stato neanche un dibattito politico, perché l'unico dibattito che sarà possibile è quello da qua in avanti, cioè da qua fino a quando questo decreto legge, che come tale deve essere convertito in legge entro 60 giorni, quindi sta facendo un percorso di riflessione parlamentare, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti che di scuola si parla ben poco. Parliamo, diceva prima Morgante, di concessioni balneari, giustamente, ci mancherebbe altro, però la politica in questo momento qui sta pensando ad altre cose, non alla scuola di sicuro. E se si parla di scuola lo si fa in maniera riduttiva, perché si dice semplicemente gli insegnanti non vogliono formarsi, che non è questa la questione. Allora, dicevo, un provvedimento fatto senza dibattito pubblico, senza un dibattito politico e senza la consultazione delle parti sociali, cioè delle organizzazioni sindacali, cioè di chi rappresenta il personale. Allora, vorrei essere chiara su questo. Non è che le organizzazioni sindacali si sono inviperite perché non sono state consultate e quindi considerano questa cosa una sgarberia, una questione di lesa maestà, per cui uno si offende e fa presente che così le cose non vanno fatte. Non è questa la questione, è una questione di regole. Allora, intanto c'è una regola legata al buon senso. Le organizzazioni sindacali rappresentano il personale e non c'è nessuna riforma della scuola in questi anni, chi di voi ha un po' di esperienza di scuola lo sa, che sia riuscita a funzionare e a portare qualche cambiamento nella scuola se non è stato coinvolto il personale. Cioè non basta scrivere legge di riforma della scuola per riformare la scuola, bisogna fare un percorso sminuzzato nel tempo con dei provvedimenti attuativi e con la possibilità di riflessione da parte del personale, altrimenti non serve a niente. Quindi il fatto che questa cosa sia stata fatta senza dibattito è proprio e senza coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, è proprio una violazione di norme elementari di buon senso. Poi c'è un altro aspetto anche più grave, cioè noi abbiamo delle leggi, in particolare mi riferisco al decreto legislativo 165 del 2001, che è il testo unico, il testo base della pubblica amministrazione, in cui si dice chiaramente che la formazione, il salario, lo sviluppo professionale fanno parte della disciplina del rapporto di lavoro, e la disciplina del rapporto di lavoro è materia contrattuale, non può essere materia di legge, non possono esserci provvedimenti che ci arrivano dall'alto, e in questo caso, ripeto, oltretutto
senza nessun dibattito e senza che ci sia stato un percorso politico dietro, ma semplicemente un'emanazione governativa. A parte questo, c'è stata anche una violazione di patti sottoscritti liberamente anche dall'attuale governo. Mi riferisco in particolare al patto per l'innovazione della pubblica amministrazione che è stato firmato lo scorso anno a marzo del 2021 e ancora più importante il patto per la scuola al centro del paese che è stato firmato a maggio 2021 e che tantissime speranze aveva suscitato. Io consiglio a tutti di leggere quel documento perché in quel documento ci sono evidenziati tutti i mali della scuola italiana e le possibilità di soluzione, di intervento su questi mali, le cose che non vanno, e vale davvero la pena di leggerlo. È un documento di ampio respiro. Quando è stato sottoscritto personalmente mi si è allargato il cuore perché ho detto dai, finalmente c'è qualcuno che comincia a capire come funziona la scuola e quali sono gli interventi che bisogna fare per fare in modo che la scuola migliori. Ma in realtà questo patto è stato sottoscritto e già dopo poco tempo, ma sicuramente adesso con questo provvedimento, è carta straccia, non se ne tiene più conto. Allora, dicevo, tante premesse legislative, non solo, tante promesse, dopodiché che cos'è che è accaduto nella realtà? Nella realtà è accaduto che noi abbiamo avuto diverse bozze di questo decreto 36 nel corso del mese di aprile, tutte informali. Poi una decina di giorni prima della scadenza, quindi prima del 30 di aprile, le organizzazioni sindacali sono state convocate, non è stata neanche data loro una bozza in mano di testo normativo da leggere, sono state presentate 5-6 slide che sono state illustrate dal Ministro e addirittura queste 5-6 slide erano diverse da quello che poi è stato il provvedimento, il decreto 36, così come è stato pubblicato. Allora, già questo è una cosa grave, gravissima, perché se nemmeno il Ministro sa che cosa c'è scritto dentro il decreto 36, che è nella parte che riguarda la scuola, capite anche voi che allora non ci siamo proprio. L'impressione che noi abbiamo avuto è stata che in fretta e furia abbiano infilato questi 3 articoli che riguardano la scuola, il 44, il 45 e il 46, dentro questo decreto molto più ampio che parla di tante cose, che va appunto ad attuare questo PNRR, e che però lo scopo sia di fatto sia quello di ottenere i soldi del PNRR, ma che non ci sia qui un impegno vero, anzi non c'è proprio, non lo si vede, per quello che doveva essere lo scopo del PNRR, cioè rilanciare la scuola, rilanciare la formazione del personale e innovare la scuola, perché guardate che la formazione del personale, che ne dicano i giornali, è una cosa che il personale stesso chiede, perché il mondo della scuola, proprio perché ha a che fare con situazioni in continua evoluzione, e non mi riferisco solo a quello che è accaduto nei 2 anni della pandemia, noi siamo a contatto con i ragazzi, quindi con il mondo giovane che è sempre in evoluzione, che cambia in continuazione. Quindi la necessità di formarci siamo noi per primi che la sentiamo. Non è vero che il personale non si vuole formare, il fatto è che il personale, così come le organizzazioni sindacali stanno chiedendo, vuole una formazione di qualità, vuole una formazione che risponda ai bisogni e non che sia eterodiretta, centralizzata, decisa da qualcun altro che non conosce la nostra scuola, e vuole una formazione che sia fatta in tempi umani,
in tempi distesi, che sia strutturata, non che sia buttata lì in qualche modo solo per dire ok, ho fatto la formazione, ma che sia una formazione che incide sulla mia professionalità, che mi dà modo di lavorare meglio, con più serenità, che sia fatta in orario di lavoro, perché se io, cioè, non è pensabile che io mi possa formare lavorando magari il pomeriggio dopo che ho fatto 5 ore di mattina che mi hanno sfiancato. È chiaro che lì sarò presente in corpo, ma non di sicuro in spirito, per dirla sinteticamente. Allora, come vedete, i motivi di contrarietà sono tanti. I miei colleghi, mi rendo conto che il tempo sta sfuggendo, quindi vado velocissima, i miei colleghi entreranno nella parte, nelle cose che ci sono dentro questo decreto e che non vanno bene. Io vi dico soltanto 2 o 3 cose che non ci sono, e già questa è una cosa pesante e preoccupante. Allora, qui dentro non c'è assolutamente la risposta al reclutamento e al precariato. Attenzione, perché quando uno parla di reclutamento e precariato, il personale che è di ruolo da 20-30 anni chiude le paratie perché dice ah vabbè, questo pezzo non mi interessa. Non è così, perché se non si risolve la questione del precariato, il personale di ruolo da 20-30 anni continuerà ad avere la situazione demenziale di questi ultimi anni, in cui il collega che doveva darmi una mano in classe arriva a settembre inoltrato, arriva a ottobre, arriva a novembre, e nel frattempo io che sono di ruolo devo sopperire a tutte le situazioni possibili e immaginabili, per cui arrivo a novembre che sono già stravolto. Non solo, se io ho una percentuale, come è in provincia di Treviso, del 30% di personale che è precario, voi capite che queste persone continuano a ruotare di scuola in scuola e non riescono neanche ad assumersi compiti organizzativi, che pure sono così importanti all'interno della scuola adesso, i quali ricadono quindi tutti sul personale di ruolo, che sta facendo il doppio del lavoro. Per cui la questione del precariato non riguarda i precari, la questione del precariato riguarda tutti, riguarda il sistema scuola, ed è incredibile che siano soltanto le organizzazioni sindacali che capiscono questa urgenza, questa necessità, mentre sembra che la parte governativa, vabbè, che questa cosa non sia così importante. Guardate che non c'è qui una risposta al precariato, non c'è il doppio canale, la possibilità di valorizzare sia chi entrerà per concorso, sia chi sta lavorando da tanti anni nella scuola senza demerito e avrebbe bisogno di essere stabilizzato e inserito nel sistema, ripeto, per il bene del sistema, prima ancora che del personale. Ancora, che cos'è che non c'è? Non c'è la formazione in itinere, nonostante quello che scrivono i giornali. Non è vero che c'è la formazione, perché dentro nel PNRR e nel patto per la scuola e nelle richieste che ci fa l'Europa, ci viene richiesta una formazione per tutto il personale. Bene, sapete che cosa abbiamo qua dentro? Abbiamo una formazione che è aperta a tutti, allora è obbligatoria per il personale neo immesso in ruolo per tutto il resto della propria vita professionale. Per il personale attualmente in servizio è su base volontaria, fatta fuori orario di lavoro, dopodiché soltanto un 40% di questo personale che ha fatto questa formazione alla fine del percorso, che ovviamente sarà valutato dal dirigente scolastico, potrà ricevere una favolosa cifra quantificabile dopo 3 anni in 1.300 euro lordi, che però non rimangono strutturali. Se poi vuoi provare ad accedere ancora a questi 1.300 euro, dovrai rifarti tutto il percorso. Praticamente uno deve continuare a fare una triennale ogni triennio, ma stiamo scherzando? E allora il resto del 70%, scusatemi, del 60% del personale non lo formiamo perché è già bravissimo, o non lo formiamo perché accettiamo che soltanto un 40% del personale debba essere formato e gli altri, anche se sono delle capre, va bene lo stesso. Cioè, capite che qui non ci siamo proprio per niente. Un sistema di questo genere non funziona, non va bene, non ha senso.
E uno dice, beh vabbè, ma almeno ci hanno messo i 1.300 euro. Attenzione, perché quei 1.300 euro non sono mica fondi aggiuntivi, o meglio, lo sono soltanto per un anno o due, ma poi sapete da dove li andiamo a recuperare? Li andiamo a recuperare dal fatto che si tagliano le cattedre, perché siccome calano gli alunni, allora caliamo il personale, caliamo le cattedre, caliamo in particolare i posti di potenziamento, quindi di fatto stiamo tagliando posti di personale, stiamo tagliando risorse alla scuola e con quelle risorse finanziamo un piccolo gruppo di persone e non solo andremo a prendere i soldi anche dal fondo per la carta docenti. Quindi capite che questa cosa qua non funziona per niente. Mi avvio alla conclusione. Dentro qua non c'è neanche il personale ATA. Il personale ATA non è contemplato nella scuola, evidentemente, dentro nel decreto 36. Non c'è, non lo si cita una fantomatica formazione che però non sappiamo che cosa sarà, non c'è per loro uno sviluppo di carriera, né per loro né per il personale docente, non c'è un percorso riservato per gli assistenti amministrativi che fanno i facenti funzione dentro nelle scuole. Guardate che in provincia di Treviso questa cosa è drammatica, perché su 104 scuole solo 66 hanno DSGA titolare, gli altri sono tutti DSGA incaricati. Non ci sono revisioni delle posizioni economiche, quindi anche per loro nessuna valorizzazione, nessuna attenzione. Allora, noi pensiamo che questa sia una occasione storica persa, assolutamente. È un'occasione importante, grande, di ammodernare il sistema, di rilanciare la professionalità dei docenti, dei dirigenti, del personale ATA, che invece non viene colta. E per questo motivo la scuola deve assolutamente fare sciopero il 30 di maggio, ma non perché noi siamo contro la formazione o siamo contro qualcosa, è perché noi siamo a favore di una scuola fatta bene e questa cosa qui non è una scuola fatta bene. Vi chiedo solo di rassicurare i colleghi precari, i supplenti, che un giorno di sciopero non è lesivo della loro carriera, cioè non c'è una interruzione di carriera. Il giorno di sciopero prevede ovviamente la non retribuzione per quel giorno, ma è valido ai fini della carriera, ai fini pensionistici, ai fini delle ferie, è valido per qualunque cosa. Quindi possono tranquillamente fare sciopero, anzi sono loro i primi che dovrebbero farlo e convincere i colleghi a farlo. Scusate, ho veramente sforato. Lorella, attacco io allora. Grazie. Sì. Io sono Marco Moretti dell'FLC CGIL Scuola. Allora, prendendo lo spunto ovviamente della premessa, con tanti elementi ovviamente normativi e interpretativi che ha dato Lorella, io, cercando di essere sintetico sulla questione di reclutamento, ma per farvi capire la complessità, parto esattamente da quella che è stata la nostra proclamazione, che trovate sicuramente nelle nostre mail che tutti noi SIG abbiamo mandato ai nostri iscritti e non solo, dove per quanto riguarda, premesso che qui trovate tutti i punti di criticità della scuola per le quali bisogna fare la mobilitazione e lo sciopero il 30, tutte cose disattese che sono necessarie per la scuola. Per quanto riguarda il reclutamento si diceva, perché è un problema non attuale, è un problema che teniamo conto che nasce perlomeno in questi ultimi 4 anni, concorsi di vario genere, si sono avvicendati governi, ministri che hanno di fatto cambiato, affastellato e modificato completamente il sistema di reclutamento. Quindi anche il decreto legislativo, il decreto legge 36, questi 3 articoli li dobbiamo leggere contestualmente perlomeno altre 2 norme, perché ovviamente sono modificate e integrate. Cosa dicevamo? Cosa si chiedevano in maniera molto sintetica? Modalità specifiche di reclutamento e di stabilizzazione sui posti storicamente consolidati in organico di fatto, che superano il precariato esistente a partire dai precari con 3 o più anni di servizio. E poi, non credo sia una cosa da marziani, modalità semplificate per chi vanta una consistente esperienza di lavoro, di accesso al ruolo e percorsi di abilitazione. Semplice, visto che è la scuola che ha bisogno di questi, perché effettivamente i numeri
in organico mancano. Se teniamo conto che l'anno scorso nel Veneto su quasi 12.000 posti di ruolo ne sono stati assegnati sino al 45%, capite che significa che non ci sono posti per poter immettere in ruolo da graduatorie, da concorsi. Adesso vi dico, ho fatto un appunto, siccome questi 3 articoli sono un po' complessi, lo confesso, leggendo tutto è un insieme di passaggi che ho sintetizzato per cercare di essere chiaro, perché non è semplicissimo. Vi dico semplicemente che il percorso per chi inizia e per chi vorrebbe poi riuscire ad avere il tempo indeterminato è in tre passi. Il primo, percorso abilitante di formazione da 60 CFU concluso con prova scritta e prova orale con lezione simulata, ma intanto prova d'ingresso. 2. Concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, dipende da quante classi di concorso, quindi se si unire o meno le regioni, con prova scritta, orale e valutazione titolo. Terzo, un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva. Diciamo che l'architettura di questo articolo sembra un po' un percorso a ostacoli, prove selettive e ogni passo ripetute più volte. Andiamo a vedere percorso abilitante. Abbiamo visto quello che è successo con i 24 CFU, ok? Era diventato un obbligo, doveva essere una cosa utile, è diventata semplicemente avere un attestato. Cosa prevede adesso per questi 60 CFU? Come? Intanto i percorsi universitari accademici abilitanti prevedono appunto 60 CFU, di cui 20 con tirocinio diretto e indiretto e una prova finale. I dettagli di queste modalità, di questi 60 crediti e tirocinio diretto e indiretto, dovrebbero essere stabiliti, regolamentati da un DPR che dovrà essere pubblicato entro il 31 di luglio di quest'anno. I CFU del percorso di formazione iniziale sono aggiuntivi rispetto a quelli ovviamente della laurea triennale magistrale, è un'aggiunta. Chi eroga i percorsi formativi sono centri universitari e accademici. Sappiamo bene, anche qui poi faremo una piccola chiosa, un approfondimento per quanto riguarda la formazione e chi la fa. Quando si può accedere? Beh, durante i percorsi di laurea triennale o quella magistrale, ovviamente anche dopo la laurea, perché altrimenti chi ha già l'acquisita non potrebbe partecipare. Quanti posti? Questi saranno quelli stimati dal Ministero che rispondono al fabbisogno di docenti per classi di concorso. Quali? Quelli nel triennio successivo. Anche qui ovviamente c'è un punto di domanda, non c'è una certezza. Faccio l'abilitazione, ma non so esattamente che cosa mi riserverà il futuro. Tutoraggio. Questo è un passaggio importante che poi il collega approfondirà. Nell'ambito del tutoraggio delle percorsi abilitanti, sì, sono stanziati 16,6 milioni per il 2022, 50 milioni a decorrere dal 23. Presi dove? È dal PNRR europeo che dà soldi all'Italia e il governo italiano li dà alla scuola? No, presi dal budget della CAR docenti, vale a dire si autofinanzia con i fondi già della scuola. Una prova finale del percorso abilitante con prova scritta e lezione simulata, e l'altro passaggio bello a proposito degli oneri, ma questo percorso abilitante me lo paga lo Stato perché io ho intenzione di intraprendere un concorso di insegnamento? No, è a carico del partecipante. Poi, come attualmente per chi vuole accedere ai concorsi, chi accede ai concorsi, anche qui ci sono varie fasi, perché c'è il pregresso e c'è il nuovo. Le novità sono, per chi si è iscritto a un concorso, questi ultimi fino al maggio 2022, le regole sono quelle. Non le cambiamo in corso d'opera perché avremo ancora più caos di quanto già non ce ne sia. Per quelli futuri distinguiamo. Ci sono quelli che avranno prova scritta con quiz o prova strutturata, sarà da vedere a seconda del concorso, quelli che saranno banditi fino al dicembre 2024. Poi dal 1 gennaio 2025 si ricambia, dovranno avere quesiti a risposta aperta
e la prova, oltre ai contenuti meramente disciplinari, anche verifica metodologia e tecniche della didattica generale e disciplinare. Poi, ovviamente, prova orale, che oltre a competenze disciplinari verifica anche l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico. Ma quali sono i requisiti per accedere? Beh, per i docenti la laurea magistrale e l'abilitazione, per l'ITP laurea o diploma e abilitazione, per il sostegno la specializzazione. Poi qui c'è un distinguo, a seconda di chi è privo di abilitazione ma ha 3 anni di servizio statali acquisiti in un quinquennio o in un decennio. Cioè, docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali nei 5 anni precedenti, privi di abilitazione, accedono al concorso senza abilitazione, sono inseriti in una specifica graduatoria in subordine agli abilitati e assunti nel caso in cui residuino ovviamente dei posti disponibili dopo i percorsi precedenti. Altra opzione, docenti con 3 anni di servizio nella scuola nei 10 anni precedenti. Per loro una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, per classe di concorso o tipologia di posto, primaria, infanzia, eccetera. E la riserva vale in un'unica regione. Ma questi poi come verranno assunti? Perché abbiamo visto il primo step, ma andiamo a vedere il secondo. Assunzioni per i non abilitati con 3 anni negli ultimi 5 anni, sottoscrivono un contratto a tempo determinato al 31 agosto, acquisiscono i 30 CFU del percorso di formazione iniziale con oneri a proprio carico, se superano la prova finale del percorso di formazione abilitante, esame scritto più lezione simulata, conseguono l'abilitazione e stipulano il contratto a tempo indeterminato. È finita? No, perché ovviamente sottoposti periodo di prova, con test finale, valutazione da parte del dirigente scolastico, il cui superamento ovviamente determina l'emissione in ruolo. Poi, ovviamente abbiamo visto, c'è una fase transitoria, sino al 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito almeno i primo step 30 CFU con formazione iniziale, a condizione che ci siano dei crediti legati al tirocinio diretto. I vincitori sono inseriti in una specifica graduatoria, abbiamo detto, in subordine agli abilitati e assunti nel caso di posti residui vacanti. E invece, per il percorso dei vincitori del concorso, contratto a tempo determinato con l'ufficio scolastico regionale di riferimento, dove si sono iscritti per fare quel concorso, completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale con gli ulteriori 30 CFU, con oneri a proprio carico, con prova finale abilitante, scritto e lezione simulata. Ottengono il contratto a tempo indeterminato, sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva emissione in ruolo. Ovviamente, dopo ci sono il classico percorso del decreto ministeriale 850 sulla nuova formazione, 180 giorni di servizio, 120 giorni di attività, prova finale, test finale con la valutazione del dirigente, sentito il comitato di valutazione sulla base dell'istruttore del tutor. In mancanza, sapete bene, questa è la norma, mancato superamento di una prova c'è un secondo anno. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda docenti specializzati sul sostegno. In sintesi, questo sistema risolve il problema di rendere, tra virgolette, appetibile e chiaro a chi si è iscritto o si iscriverà all'università di sapere esattamente che percorso deve fare e che tipo ovviamente di quanto tempo potrà raggiungere l'eventuale posto a tempo indeterminato rispetto a quello che è l'attuale normativa? Cioè, avete visto i passaggi? Qui è l'accesso ai prove di accesso e uscita dei percorsi abilitanti, prove del concorso, prove scritte a test dell'anno di prove e valutazione del DS. Poi un passaggio, l'ho anticipato prima e sicuramente lo andrà poi a specificare e chiarire meglio Pino dopo, ma non abbiamo avuto la lezione dei 24 CFU
creati esattamente in questi ultimi anni, con una rincorsa per poter avere questo, come esattamente mettere il timbro su una carta, con rispetto di chi ovviamente l'ha fatto e di chi lo eroga, ma è stato pagato. E questi 60 CFU sicuramente per chi gestisce questi corsi, non dico solamente le università statali, ma chiunque altro, può essere sicuramente un gran bell'affare. Bisogna vedere se lo è per il candidato, per l'aspirante che intende diventare docente. Di fatto, proposta. Ma se c'era l'idea di rendere semplice l'immissione in ruolo eliminando il precariato, e ce ne sono tanti docenti con tanti anni di servizio, non era meglio cercare di capire con prove d'ingresso in maniera però semplice e rigorosa, non era semplicemente far entrare, lasciamo aperte le porte e entriamo, perché non è questo il metodo di dare qualità nella scuola, però rendere esattamente possibile ai precari che un primo anno ci fosse una percentuale, il secondo anno una percentuale, per fare in modo di riuscire a riuscire a eliminare perlomeno la parte precedente e poi dare una nuova riforma. I docenti abilitati già in classe di concorso si prevede appunto di nuovo un percorso abilitante, si doveva prevedere un percorso abilitante snello di 130 CFU e l'accesso doveva prevedere sistemi semplificati. Poi non ci serve un mercato, lo dicevamo prima, non ci serve un mercato dei titoli, ma un sistema di formazione efficace. Lo dice perché la cosa particolare, lo dicevamo all'inizio nella nostra conversazione prima di cominciare, ma addirittura la formazione e la valutazione è citata in maniera esplicita da un testo bellissimo che è il Patto per la scuola del 20 maggio. Di fatto già disatteso 5 giorni dopo dal decreto sostegni del 73 che ha modificato i concorsi, dalla legge di bilancio per il quale abbiamo fatto uno sciopero il 10 di dicembre e addirittura da questo decreto 36 raffazzonato giusto per stare dentro i termini del 15 giugno perché ovviamente dovevamo farlo per l'Europa. Ma il problema è nessuno di queste norme rende possibile un accesso sicuro, rapido e formativo al mondo della scuola da chi? Da parte degli aspiranti, dei laureati, dei diplomati, di chiunque intenda ad accedere. È necessario che, come vi dicevo, il primissimo punto della proclamazione delle motivazioni dello sciopero è lo stralcio dal decreto di tutte le materie di natura contrattuale e i 3 articoli 44, 45 e 46 relativi alla scuola, perché sono in parte illegittimi per quanto si accaparrano materia contrattuale e per quanto riguarda quella parte legislativa non tengono conto di nessun accordo del patto di coesione sociale del marzo e men che meno del patto firmato, intendiamoci, patto della scuola. Non è che si siamo seduti le 5 sigle a tavolo noi. Il patto con la scuola del 20 maggio 21 c'era il ministro, c'era Draghi e Bianchi. Allora mi interessa capire, è carta straccia quella? Grazie. Vado? Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie davvero per la partecipazione all'assemblea. Grazie a Lorella che ha fatto una panoramica esaustiva di perché ci troviamo a parlare di questo, quando avremmo voglia ogni tanto di fare un'assemblea per dire, dopo tutta la demagogia, bravi gli insegnanti, bravi, oggi siamo invece a dire ci stanno prendendo in giro e questo ci indispone, ci indigna. Io ringrazio in modo particolare Marco perché questa storia del nuovo reclutamento non riesco, cioè, sei straordinario Marco a riuscire a dare un filo logico all'illogicità che crea questo nuovo reclutamento.
Cioè, io vorrei conoscere chi lo ha scritto, davvero. Cioè, avrei un piacere enorme di sapere, di vedere se c'è una persona, se c'è qualcuno che è riuscito a inventarsi una cosa così stupida e tortuosa. A che pro? Il primo che mi viene è... Sì, anch'io voto, Francesca, per Brunetta e Franco, anche per Draghi. Cioè, non è che Draghi, non si può dire che Draghi è il Presidente del Consiglio che ne è il responsabile di tutto ciò che viene messo. C'è la firma, quando esce dal Consiglio dei Ministri, Draghi, quindi qua ci siamo. Ora, noi abbiamo un grandissimo problema, ma più grande di tutti i problemi che abbiamo mai avuto. In questo momento, diceva Lorella, il decreto legge sbagliato nel merito, e su questo ci arriviamo, e nel metodo, perché la scuola non si riforma in modo così profondo con un decreto legge. E sin qua siamo tutti d'accordo. Noi abbiamo un problema enorme che oltre a noi stessi, cioè al 1.100.000 persone che ogni mattina fanno funzionare in modo eccellente la scuola, non c'è nessun altro che ne parla. Nessuno. Sono passati 30 giorni, ormai siamo al 27 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non c'è un parlamentare, un partito politico, una forza politica di maggioranza, opposizione, un'associazione di intellettuali, nessuno che dice fermatevi un attimo. La funzione della scuola statale pubblica, la libertà della scuola statale pubblica prevista dalla Costituzione non può essere attaccata o riformata o discutiamone, parliamone per piacere, da un decreto legge in cui un decreto legge molto ampio, diceva bene Lorella, alla scuola dai 3 articoli, 44, 45, 46, messo un insieme di norme, alcune delle quali magari erano urgenti, alcune... Noi firmiamo un patto un anno fa esattamente. E siccome voi insegnate la fiducia nelle istituzioni, la fiducia nello Stato, come possiamo dire che un patto liberamente sottoscritto e concordato non viene per niente rispettato, anzi, è come se non sia mai esistito? Come mi fido io delle istituzioni che non rispettano i patti che fanno con 1.100.000 dipendenti? È complicato. Ora io ve lo dico adesso, ve lo dico 10 volte. Prometto che sarò breve, Lorella e Marco, perché come dire, la passione mi porta a esagerare, ma con tantissime delle persone che sono qua ci conosciamo da anni, abbiamo condiviso nell'ultimo ventennio battaglie, frustrazioni, sconfitte, vittorie, ma siamo sempre qua, per fortuna, perché siamo ostinati. Ora, voi siete delle persone molto generose. Noi sappiamo che l'atto di generosità è il miglior regalo che ci facciamo come gratificazione. Ecco, facciamo un atto di generosità e facciamoci sto regalo a noi per essere generosi con i nostri studenti, i nostri bambini, le famiglie, con la scuola statale della Costituzione. Facciamolo quest'atto di generosità. Facciamo un giorno di sciopero, anche quando non lo vorremmo fare, perché il 30 maggio, a fine anno scolastico, saltare un giorno di scuola è complicatissimo. Ma se noi scioperiamo quel giorno, rinunciamo a un giorno di stipendio, facciamo saltare un giorno di attività didattica ai nostri
studenti, ma gli facciamo un grande regalo. Difendiamo la scuola statale pubblica della Costituzione. Noi custodiamo un tesoro, che è la scuola statale pubblica della Costituzione, che chi ci ha preceduto lo ha custodito, lo ha difeso, e quanto lo ha difeso. Noi abbiamo un obbligo: dare alle generazioni future questo tesoro da difendere e custodire. Perché dico questa cosa? Perché c'è un attacco nei confronti del personale della scuola che è culturale. Cioè, quando io ascolto il reclutamento, ci sono circa 300.000 precari, 250.000 se leviamo quelli sulle supplenze temporanee, ci sono 250.000 lavoratori della scuola tra docenti e ATA che per tutto l'anno fanno funzionare la scuola. Il ministro, che ultimamente fa dichiarazioni a raffica, si sentirà in colpa, cioè prima non era uno tanto loquace, negli ultimi 2 o 3 giorni c'è una... Quindi forse si è letto quello che ha firmato, perché io spero che c'è la sua firma con gli altri 15 ministri sul decreto legge 36, penso che adesso se lo sta leggendo e sentendosi in colpa fa proclami. Cioè, nel prossimo triennio saranno stabilizzati 60.000 una volta, 120.000 un altro, numeri buttati a caso, no? Detto questo, caro ministro, carissimo ministro, che sembra uno zio buono, questi qua non coprono neanche le persone che vanno in pensione. Per cui, anche ammesso che tu riuscissi a realizzare queste norme incredibili, la stabilizzazione di queste persone, il numero dei precari rimane inalterato. Poi diceva Marco, l'anno scorso non abbiamo coperto il 40% perché le norme che prevedevano l'immissione in ruolo, non c'erano persone in graduatoria per l'immissione in ruolo, da concorsi vari, straordinari, ordinari, GAE, cioè tutti i pasticci che in 20 anni si sono sovrapposti uno all'altro. Comunque il contingente assegnato non si poteva coprire neanche per il 40%, e badate bene, perché il Ministero dell'Economia non prevedeva compensazioni, perché anche il DM 59, che ha previsto la stabilizzazione mezza, perché poi incarico a tempo determinato, insomma tutti questi pasticci che le persone stanno vivendo sulla propria pelle, c'erano le persone in graduatoria, su sostegno c'erano le persone, i posti liberi, c'erano le persone in graduatoria, ma per una scelta meramente economica non si poteva compensare con altri ruoli non assegnabili. E quindi il numero è sempre quello. Quindi c'è la cosa che mi indigna di più è che ci prendono in giro, cioè che ci mancano di rispetto. Ora, sulla formazione, poi vado veloce, c'è una cosa che non è accettabile, non sarebbe accettabile in nessun posto del mondo civile. Per decreto, disattendendo tutte le norme e anche il buonsenso, si sta aumentando l'orario di lavoro obbligatorio neanche a parità di stipendio, diminuendo lo stipendio. Perché i 500 euro sono una parte della retribuzione ormai da qualche anno. Cioè, tutti i docenti di ruolo, e adesso anche i precari per fortuna, e di ieri la Corte di Giustizia Europea che riprende la sentenza del Consiglio di Stato, che non ci può essere questa discriminazione, per cui adesso vediamo come va a finire. Ma questi 500 euro erano parte della retribuzione che permetteva alle persone di esercitare il diritto-dovere alla formazione e all'aggiornamento. Adesso, con un decreto legge, quindi non trattando con le parti, con le persone, perché poi noi rappresentiamo, magari malamente, parlo per me, non faccio altro che far sintesi e rappresentare i vostri interessi, no?
Ecco, per decreto dicono, no, sapete cos'è? Facciamo che tutti debbano fare 30 ore obbligatorie, oltre a tutto il resto, e la retribuzione, se ci sarà decisa con i fondi d'istituto per la retribuzione delle persone per queste 30 ore. Mentre per pagare la scuola di alta formazione, tutta sta gente, sta bella lobby di Soloni che non sanno manco cos'è la scuola, utilizzeremo delle risorse, quelle che vanno direttamente a ogni docente per il momento di ruolo, dei 500 euro della carta docente, più i fondi previsti dal comma 62 della legge 107, un po' di fondi della legge 440, fondi per il funzionamento, e siccome c'è la denatalità, di cui sappiamo, e quindi ragionevolmente diminuiranno gli studenti, invece di cogliere l'occasione per migliorare davvero l'offerta formativa, finalmente ci stavamo arrivando con fatica a dare un senso compiuto e utile davvero ai docenti che hanno totalmente o in parte la cattedra su potenziamento dell'offerta formativa. No, tagliamo i posti del potenziamento dell'offerta formativa, quindi togliamo risorse alla scuola dell'autonomia per finanziare i formatori di questa formazione obbligatoria, scusate il bisticcio, e in più decurtiamo lo stipendio dicendo che dovete lavorare in più. Cioè, c'è solo questo sindacalmente, dice, ma è vero o è un'allucinazione? Perché è vero, siamo al grottesco, ma siamo alla realtà. Per cui già solo questo, potrebbero non andare neanche nel dettaglio delle cose, ci dice ok, non siamo così stupidi, basta. Allora, cosa succede? Che si crea la questione del PNRR, ma questi acronimi mi fanno impazzire, cioè, è una roba che non ci riesco. Avevano concordato, non ce l'aveva imposto nessuno, e quando l'anno scorso sono arrivati ai fondi per il PNRR, siccome noi ci bacchetta continuamente, ci sanziona le Corte di Giustizia europea sul precariato, ok, dice, va bene, faremo anche delle norme positive per risolvere questo problema. Questo si traduce in quello che ha raccontato Marco, che è una roba che non è possibile. Poi la formazione, no? Io che vivo come voi ogni giorno alla scuola, in tutte le fasi critiche di emergenza, le persone che fanno la scuola hanno sempre dato una risposta aggiornata e professionale, grande scritto, aggiornata e professionale. Non c'è stata una criticità in cui la scuola non abbia dato una risposta in ogni contesto, dal più disagiato socialmente, che sono le periferie, Scampia, piuttosto che qualche periferia delle grandi città, cioè in quei luoghi la scuola è l'istituzione che riesce a dare la migliore, più aggiornata, più formata e più professionale risposta ai bisogni di quel territorio. Adesso l'urgenza che ha verificato, che ha pensato questo governo con questo decreto, è che invece la scuola è popolata da gente che guadagna molti soldi e quindi che lavora poco. Per cui se il problema è questo, facciamo un bel decreto legge, tra l'altro lo pubblichiamo in Gazzetta Ufficiale il 1° maggio, è una bella data simbolica. La nostra
festa più importante dell'anno, quindi diciamo, siccome noi abbiamo i lavoratori della scuola che hanno stipendi molto alti e lavorano poco, aumentiamogli l'orario obbligatorio, facendo la formazione, aggiungendola a tutto ciò che già fanno, e decurtiamogli la retribuzione perché un po' di fondi glieli prendiamo dalla carta docente. Dopodiché, siccome le nostre scuole hanno molte risorse per il funzionamento, cioè noi viviamo ogni giorno tutti la scuola, no? Queste cose le sappiamo a memoria. Quindi, siccome le scuole hanno tante risorse per il funzionamento, legge 440, per le attività progettuali, gli sportelli, insomma, tutte quelle belle attività che danno risposta a giornate professionali ogni giorno, siccome quelle risorse sono troppe, è più importante, è scritto testuale, non ve lo leggo perché, siccome è testuale, dice, per migliorare l'autonomia delle scuole, per dare risposte più efficienti alle comunità educanti, alla scuola dell'autonomia, prendiamo tutti questi soldi che non servono attualmente o che sono sprecati e istituiamo per migliorare l'autonomia, istituiamo questa scuola di alta formazione che tutti i docenti per 3 anni dovranno seguire i corsi di aggiornamento e questa scuola di alta formazione deciderà su cosa ci formeremo, su quali metodologie. Cioè non è una barzelletta, è questo che c'è scritto. È esattamente questo che c'è scritto. Cioè noi valorizziamo l'autonomia accentrando, quindi disattendendo tutte le norme, la Costituzione, la libertà di insegnamento della comunità educante, perché la libertà di insegnamento non è che l'insegnante è matto che va a scuola a fare quello che gli pare. La libertà di insegnamento è della comunità educante che attraverso i suoi organi collegiali, la contrattazione con la RSU, insomma, con tutto ciò che insieme si fa come comunità, decide il bisogno e i bisogni di formazione. Ai corsi di aggiornamento e formazione buoni, tutti partecipano entusiasti e quando finisce l'orario, dice già finito. Vi immaginate sta scuola di alta formazione a cui partecipano Invalsi, Indire e altri carrozzoni e baracconi? Cioè il presidente di sta scuola di alta formazione avrà uno stipendio di 256.000 euro. E questo signore, decidendo che voi guadagnate tanto e lavorate poco, sarà, io chiamo indottrinamento di Stato, cioè la scuola della Costituzione non è di nessun governo, questo governo non si doveva permettere, cioè è al limite veramente dell'illegittimo, dell'attacco alla Costituzione. Cioè la scuola è dello Stato, la scuola è di tutti. La scuola non è di nessun governo, non è di nessun partito politico. E quindi mi chiedo e vi chiedo, se non scioperiamo il 30 maggio, se non protestiamo, perché purtroppo a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto non c'è nessuno, io mi aspettavo da parte degli intellettuali che intervengono su tutto, cioè, come dire, ci sono intellettuali che parlavano di pandemia, adesso di guerra, di concessioni balneari, cioè sono affaccendati in tante cose, ma sulla scuola statale pubblica non vedo dopo 30 giorni una presa di posizione, se non di qualche giornale che chiaramente ad arte dice sì, c'è lo sciopero, perché qual è il motivo principale dello sciopero? Si sono dimenticati gli stipendi bassi. È perché c'è questa difesa corporativa, perché i docenti della scuola statale pubblica italiana non vogliono aggiornarsi, non vogliono fare formazione. Questo leggiamo in qualche trafiletto. Non c'è nessuno che approfondisce questo concetto che potrebbe essere devastante. Cioè se
una scuola centralizzata decide su cosa aggiornarsi e poi non è che l'aggiornamento, questa storia triennale sbagliata, sia per tutti e riconosciuto a tutti. No, ci sarà un una tantum per tutti e poi viene promessa una improbabile variazione nella carriera, riconoscimento, non so, non abbiamo idea, solo per il 40%. Per 3 anni però non vi montate la testa, perché poi finito il triennio ricomincia un altro triennio. Cioè, non è che stiamo parlando di riorganizzare, con tutto il rispetto, la bocciofila di Sant'Artemio o anche l'ippodromo. Cioè, qua stiamo parlando della scuola statale pubblica. Cioè, i padri costituenti, andiamo a leggerci tutto ciò che c'è sulla scuola statale pubblica, su prima di spostare una virgola su un testo, grandi intellettuali, Calamandrei, dentro i partiti, dentro la società. Cioè, qua da noi succede che mettono 3 articoli, 44, 45, 46, su un decreto legge e incide in modo così importante sulla vita, sulla qualità dell'istruzione. Ecco, io davvero non so cosa dire, cioè, vi prego, siamo più di 100 oggi, cioè, questa settimana abbiamo parlato con tante persone che sono venute all'assemblea. Tornate a scuola e spiegatelo bene, perché ahimè, presi da sto fine anno scolastico, da tutti gli impegni, cioè, forse non hanno capito, tanti nostri colleghi non hanno capito. Noi vi abbiamo inviato il volantino in cui era sinteticamente indicato il motivo dello sciopero. Ma è molto di più, cioè qua significa veramente iniziare a destrutturare la scuola statale pubblica, la scuola libera, la scuola della Costituzione. Cioè, nel 1929 io, nei quaderni dal carcere, Gramsci, in un dibattito tutto interno alla sinistra e all'antifascismo, si immaginava già il futuro e diceva: guardate che nella scuola statale pubblica che dovremo costruire dobbiamo stare attenti a formare persone libere di pensiero, non manodopera specializzata a basso costo per i potentati. Siamo nel 1929, c'è questo dibattito che dura fino al 48 e che produce questa scuola che noi conosciamo, che vogliamo difendere, che voi ogni giorno avete difeso. Cioè, fino adesso ci siamo riusciti perché di riforme strutturali, oltre a tagliarci lo stipendio, a non aumentarci lo stipendio, a tagliare i posti di lavoro, ma era garantita attraverso gli organi collegiali, attraverso la contrattazione con le RSU, attraverso il consiglio d'istituto, attraverso delle norme, la libertà di ogni comunità educante di dotarsi di un piano dell'offerta formativa, di realizzarlo, di cambiarlo. Ho paura che si inizia così con la formazione obbligatoria e decisa dall'alto, dal governo di turno, visto che poi queste persone vengono nominate. E quindi potrebbe essere, come dire, ci mettiamo i piedi dentro e poi non ci usiamo più. Ecco, noi teniamoli fuori, teniamo i governi, i partiti, i potentati economici, finanziari fuori dalla scuola statale pubblica. Già il finanziamento agli ITS e il fatto che le associazioni datoriali prendano profitto e in qualche modo determinino, gli ITS sono una bella cosa, tutto quello che volete, però stiamo attenti a dare risorse pubbliche a privati nella scuola statale pubblica. Stiamo attenti, difendiamola, vi prego. Il 30 maggio scioperiamo. L'atto di indirizzo, no, tutto si lega. Cos'è l'atto di indirizzo? Noi abbiamo il contratto scaduto da 3 anni e 5 mesi, esattamente. Cioè, noi andiamo a discutere un contratto che è già scaduto. Ti aspetti che ci siano le giuste risorse, perché una delle discussioni più grandi nel mondo e in Italia in particolare sono gli stipendi bassi
e il mantra degli stipendi bassi del personale della scuola ci ha sempre accompagnato, cioè non c'è nessuno che non abbia detto, sia esso giornalista, intellettuale, chiunque, basta questi stipendi così bassi ai nostri docenti, ai nostri lavoratori della scuola. Quindi ti aspetti che, siccome c'è questo PNRR, che fatica, che porta delle risorse finalizzate a costruire l'Europa del futuro, l'Italia del futuro, dice ok, chi è che più di tutti inciderà nel costruire un'Europa migliore? Immagini che il sistema di istruzione, formazione, ricerca e le persone che ci lavorano, che saranno quelli che costruiranno, come dire, il nostro futuro tutti insieme, allora motiviamoli. Ecco, ci propongono aumenti di stipendio, anche qua siamo veramente all'insulto. Non c'è una risorsa aggiuntiva, dal PNRR non c'è un euro per i lavoratori della scuola. Tutte le risorse che vengono messe per le strutture, per migliorare le strutture, questo va benissimo, ci mancherebbe. Ma non penso e non credo che su 220 miliardi non ci siano risorse per valorizzare il lavoro di chi la scuola la fa, perché poi la struttura è importante, ma fai la più bella scuola del mondo, ma se non hai insegnanti bravi, motivati, che le riconosci, non è che la qualità dell'insegnamento migliore. E quindi scioperiamo. Personale ATA dimenticato. Nell'atto di indirizzo non ci sono risorse. Non c'è un bel progetto, perché noi abbiamo profili professionali di 30 anni fa, nella scuola che è cambiata. Come è cambiato il lavoro del personale ATA? Pensate al lavoro che fanno dal collaboratore scolastico che apre la scuola agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici, ai DSGA. Cioè, com'è cambiato la professionalità richiesta, l'impegno richiesto? Noi siamo tutti gente di scuola, no? Su questo non c'è nulla. Cioè, vanno rivisti i profili professionali, vanno rivista la modalità di reclutamento, va riconosciuto anche economicamente, oltre che giuridicamente, il lavoro effettivamente svolto, perché guardate che sono stipendi da povertà. Nell'atto di indirizzo non c'è nulla, c'è un ipotetico 0,55 indicato per valorizzare, 0,55%. Poi ci sono una serie di norme, oltre, vi dico l'aumento che ci hanno proposto, ecco, perché questo ci dà l'idea. L'aumento netto che potremmo avere sarebbero tra 40 e 60 euro, che copre neanche, rispetto allo stipendio attuale, il 3% dell'inflazione, solo di quest'anno, non che 3 anni che l'abbiamo, 3 anni e 5 mesi, mentre l'inflazione si gira al 6 al 7%, alla metà. Quindi c'è tutto un discorso culturale, cioè praticamente e termino, perché se no non termino più, voglio lasciarvi spazio, è proprio quello che pensano. Loro pensano che le persone che lavorano a scuola guadagnano troppo, perché altrimenti non c'è spiegazione, e lavorano poco. Ecco, noi non possiamo accettare questo, che è veramente un insulto a tutto quello che fate ogni giorno, a tutto l'impegno, a tutta la dedizione, a tutta l'intelligenza che dedicate alla scuola. Solo per questo il 30 maggio vi prego, scioperiamo. Andate a scuola e spiegatelo ai colleghi. È uno di quei momenti cruciali in cui, se noi ci ribelliamo, probabilmente riusciamo a bloccarli. Questi 3 articoli vanno cancellati, non vogliamo neanche discutere, non c'è nulla da discutere, sono sbagliati, punto, cancellateli. Poi riprendiamo il patto per la scuola e ne parliamo. Vi prego, scioperiamo il 30, grazie davvero. Lorella, riprendi il filo vedendo anche, io faccio riferimento anche a tanti messaggi che di fatti
sono concreti, vedi i messaggi di Francesca, di Michela, di Patrizia, di Barbara, tutto sulla stessa lunghezza d'onda, no? Nessuno dirà nulla se prima non ci faremo sentire, perfetto, segnalando la scorrettezza, l'inadeguatezza del progetto. Per quello io, e poi dopo voglio lasciare chi deve fare l'intervento, io voglio solamente dirvi, il 30, riprendendo l'enfasi di Pino, io il 30 sciopero perché? Perché vorrei che ci fosse il riavvio della trattativa per il contratto, perché sappiamo bene che la scuola è suddivisa per chi ci lavora, ma anche per tutta quella che è l'organizzazione rivolta all'istruzione e formazione degli studenti. Per l'implementazione delle risorse all'equiparazione retributiva del personale della scuola agli altri. Io sciopero per avere risorse per la revisione e l'adeguamento dei profili ATA. Io sciopero per l'eliminazione degli eccessi di burocrazia nei lavori dei docenti. Sciopero perché in queste leggi non c'è niente sulla restituzione della formazione di tutto il personale e l'autonomia scolastica. Sciopero perché ci sia la revisione dei parametri di attribuzione degli organici alle scuole per il personale docente educativo ATA, per la riduzione degli alunni per classe, per il contenimento delle dimensioni delle istituzioni scolastiche, per un organico straordinario, perché la pandemia, possiamo anche dire che possono tutto togliere il Green Pass, ma abbiamo ancora i dati, non siamo usciti. Sciopero perché, ma vogliamo avere la garanzia della presenza degli assistenti tecnici anche negli istituti comprensivi e organico, sono una funzione che serve. Altro aspetto, sciopero perché ci deve essere un rinnovo del contratto integrativo anche sui criteri per la mobilità, con l'eliminazione di vincoli imposti per legge. Sciopero per l'incremento dell'organico dei collaboratori scolastici, di organici che sono stati tagliati da leggi finanziarie. Sciopero per l'indizione dei concorsi riservati agli assistenti amministrativi, dei DSGA, perché lo diceva Lorella prima, e c'è una situazione cronica di carenza a Treviso e non solo. Per la semplificazione delle procedure amministrative, per liberare le segreterie dai compiti impropri, pensioni, ricostruzione di carriera, graduatoria di istituto, quello che è legato poi anche all'attività dell'US, tutti i compiti che non erano della scuola, ma di altre amministrazioni. Sciopero per la revisione del regolamento delle supplenze, sciopero per la ricognizione sullo stato di attuazione delle posizioni economiche. Sono abbastanza argomenti per scioperare per una legge che non tiene conto di nulla di tutto questo? Che è il presente e il futuro della nostra scuola, il benessere dell'istruzione e formazione, il benessere di chi ci lavora e di una garanzia? Mi sembra che accidenti ce ne siano c'è sia di materiale per riuscire effettivamente a fare in modo che i nostri numeri siano determinanti, perché come diceva qualcuno, Giovanni scriveva, poi alle urne si va e i voti di quelli della scuola, il milione passa, accidenti se è importante quando si tratta dei proclami. E quando si tratta di realizzarli non contiamo niente. E allora l'unica voce sono quelli con i nostri numeri, il 30 percentuali. La piazza saremo in piazza noi, ma saremo soprattutto assenti dalle nostre sedi scolastiche. Ci riprendiamo il 31 rifacciamo tutto, ma il 30 dobbiamo essere in sciopero. È determinante per la nostra professione e per il futuro di questa scuola. Se non lo facciamo noi, non c'è nessuno che prende in considerazione questo aspetto. Siamo solamente noi che ci lavoriamo dentro. Grazie. Io non ho visto se ci sono manine alzate, ma in attesa delle manine alzate, prima mi pareva di averne vista una, riprendo una cosa che dice Barbara Cinella. Sanno che abbiamo sempre piegato la testa e lavorato senza mai protestare, fanno leva su questo, dobbiamo tornare ad essere categoria. Sicuramente Barbara, ma io riprendo anche quello che è stato detto oggi, lo sciopero del 30 non è solo perché dobbiamo essere categoria, lo sciopero del 30 è una difesa della scuola pubblica. Sono le cose che ha elencato Marco prima. È molto importante capire questo passaggio perché sicuramente difendiamo noi stessi, ma stiamo difendendo anche la qualità della scuola, che sta diventando una cosa diversa da quella che è prevista in Costituzione. Non va bene questo, non va bene. Vedo che Dino ha alzato la mano e anche Francesca, quindi lasciamo subito la parola a loro
Mi pare prima Dino, in ordine Posso di dire apparizione. una cosa, rispondo a Saregen. In quali piazze saremo? Chiede, quali sono i mezzi di informazione coinvolti nella comunicazione? Velocemente, saremo in piazza a Roma. I mezzi di comunicazione, noi abbiamo già comunicato lo sciopero, tutto il resto, non aspettiamoci mai i mezzi di comunicazione, non ci sono amici. I mezzi di comunicazione fanno il loro mestiere e hanno le loro linee editoriali, ma non ci sono amici, nessuno. Quindi non importa, quali sono i mezzi di informazione coinvolti, i nostri. Non ce n'è altri, cioè non pensiamo che quando abbiamo fatto la manifestazione contro la Gelmini a Roma, ritornando ci siamo fermati in un autogrill, è stata forse la più grande manifestazione sindacale mai vista a Roma, anche di altre sigle sindacali e tutto. Ci guardavamo i telegiornali, nessuno comunicava di questa grande manifestazione dello sciopero, per cui non ci deprimiamo se sul Gazzettino, sul Corriere della Sera, su Repubblica, sulla Stampa, dove volete non c'è nulla, perché è il loro mestiere remarci contro, perché sono interessati ai soldi che tagliano a noi, a qualcuno vale. Scusate, ma giusto per capirci, non ci dobbiamo deprimere, anzi ci incazziamo ancora di più. Buongiorno Dino. Buongiorno a voi. Ecco, non so se mi sono perso qualcosa, però so che, o forse se l'avete già detto, ma nei giorni scorsi c'era un incontro, delle organizzazioni sindacali con il PD. Ora non so se è stato già fatto questo incontro e quali sono. Mi interessava capire la posizione del Partito Democratico rispetto a questo, che è uno degli alleati, insomma, di governo più solidi, rispetto a questa protesta del mondo della scuola, e poi capire quella che è la tempistica, nel senso che se il decreto legge entro 60 giorni va approvato ed è stato varato il 30 aprile, entro il 30 giugno la cosa si definisce, giusto? Con gli emendamenti che ci saranno in Parlamento. Era questa la mia richiesta, per capire un attimo quali sono le posizioni della politica o di una parte della politica che, insomma, mi pare sia sempre stata abbastanza vicino alla categoria degli insegnanti in questa fase, proprio alla vigilia delle elezioni amministrative. Grazie. Per quanto mi riguarda, e dico purtroppo Dino, ma purtroppo con tutto il cuore, il PD è assente da questa discussione, completamente assente. Cioè ti dice sì, ne discutiamo, non ti dice proponetemi, come purtroppo c'è la Lega, Forza Italia, che so, sulle concessioni balneari, mo la citiamo ad esempio perché è l'argomento che sembra che sia dirimente per lo Stato, ha detto a Draghi o troviamo una soluzione o non ti voto il decreto concorrenza. Purtroppo il PD manco ce l'ha fatto capire che chiederà cambiamenti a Draghi, e lo dico con molta amarezza, Dino, capiscimi bene. Ecco, io devo essere chiaro e diretto, perché altrimenti non ci capiamo. Ecco perché è importante scioperare. Forse il 31, quelli che sono stati nella storia i nostri riferimenti, quantomeno discutendo, litigando, ma avevamo una sponda per le battaglie della scuola statale pubblica, forse se sciopereremo in tanti si svegliano, forse, me lo auguro. Per quanto riguarda il secondo quesito, Dino, di fatto il decreto legge, se convertito, ok, diventa legge, ma la vigenza dovrebbe essere dal 23-24. Difatti anche le scadenze che dicevo io per i concorsi, eccetera, come vedete ci sono dei termini, c'è quelli che sono già attuali, poi si riprende fino al 31 dicembre 24, che quindi di fatto coincide un po' con l'avvio dell'anno scolastico 23-24. Cioè, abbiamo ancora quest'anno scolastico intermedio, poi dal 23-24 va a regime tutta la formazione e anche tutte le modalità di reclutamento. Quindi il decreto non deve essere convertito necessariamente entro la fine di giugno. Sì, per legge sì, perché per Costituzione...
Per Costituzione, per forza di cose, il decreto legge deve essere convertito, ma l'efficacia di questa Sì, formazione, l'efficacia ovviamente è a un periodo lungo, di fatto si spalma decorrerà nel proprio tempo. anche per la tempistica, diciamo, dell'organizzazione, la creazione della commissione alta formazione, tutto ha delle tempi che poi, come vi dicevo prima, tiene anche previsto che c'è un decreto ministeriale, un DPR, scusami, che dovrebbe essere fatto entro il 31 luglio per stabilire, ma io come accedo ai primi 30 crediti formativi. Quindi il decreto legge diventa legge, ma la parte efficace che mette, diciamo, attuativa è un passaggio successivo. Di fatto Però a regime comunque dal 23-24. entro la fine di giugno conosceremo il nostro futuro, che poi andrà in Certamente. vigore, insomma, qualche mese, anno dopo, ma il futuro lo si definisce subito. Certamente, però bisogna contrastarlo a La prescindere risposta che va passi in data legge a maggior subito, certo. La Per risposta essere il chiari, discorso va contrastato a prescindere, anche a maggior ragione si diventa legge. A maggior esatto, ragione. cioè, non è un gran problema. C'è anche poi Francesca mi pare che deve intervenire la parola. C'è anche ammesso che per disattenzione, inedia, dabbenaggine, diamogli l'aggettivo che vogliamo, la politica, anche quella che noi riteniamo più vicina a noi, ognuno di noi, si disinteressa di questo e non vengono cancellati gli articoli perché noi non vogliamo emendarli, vogliamo cancellarli 44, 45, 46, come per la riforma della giustizia, che è una grande riforma che riguarda una delle funzioni dello Stato, un'altra delle funzioni fondamentali dello Stato e la scuola. Noi pretendiamo un disegno di legge. Questi 3 articoli, quantomeno, vengano tirati via dal decreto legge e diventa un bel disegno di legge organico in cui il Parlamento, quindi il dibattito pubblico, ne parli. Questo vogliamo noi. Dopodiché porteremo le nostre proposte, ascolteremo le loro. Però anche ammesso che non ci riusciamo, anche la legge 107, nonostante il nostro grande sciopero, è stata approvata. Ma poi piano piano l'abbiamo smontata tutti. Ma questo dipende solo dai numeri dello sciopero che faremo. Cioè, se noi 400.000 persone sciopereranno lunedì, il 30, è un problema per la politica. Cioè, la svegliata gliela dobbiamo dare in qualche modo, non so come dirvi, facciamoci questo regalo, no? Che è un regalo per tutti, non è solo una questione corporativa, no? Cioè, non è quello il problema. Mi intervengo un attimo per una questione tecnica, visto che i colleghi hanno risposto già a Dino e scusa Francesca. Marica, prendo Marica semplicemente perché anche qualcun altro, giustamente anche prima, ha detto le assemblee sono fatte tardi. Allora, sì, avete ragione, d'altra parte lo sciopero è stato proclamato i primi giorni di maggio e anche i nostri nazionali, prima di stabilire qual era la giornata dello sciopero, ci hanno messo comunque qualche giorno, perché la preoccupazione era di non riuscire a metterlo nel mese di maggio e di avere il problema di metterlo il 1° di giugno. E dico il problema perché non volevamo assolutamente che passasse l'idea che stavamo facendo una giornata di ponte, che non è assolutamente questo. Allora, prima di mettere in moto la macchina, ovviamente ci abbiamo messo un pochino e siamo arrivati alla settimana scorsa e a questa settimana. Però attenzione, richiamo ai fondamentali. Gli accordi quadro sulle relazioni sindacali e sullo sciopero ci dicono che il personale può rispondere sciopero, non sciopero oppure ci penso. E se dice ci penso, la possibilità di comunicare è fino all'inizio dell'orario delle lezioni della mattina dello sciopero. Ma a parte questo, l'accordo quadro del 2 dicembre del 2020, che ha introdotto alcune modifiche, dice semplicemente precisa che non è più possibile, se io ho detto che farò sciopero, all'ultimo momento cambiare idea. È quella che si chiama proposta offerta tardiva di lavoro. Okay? Questo non è più possibile, tutto il resto sì. Di conseguenza, molto serenamente,
anche se voi avete comunicato in questo momento che non farete sciopero o non avete detto niente, siete liberi fino a lunedì mattina di fare ciò che ritenete. E non dovete sentirvi in colpa se questo mette in difficoltà l'organizzazione della scuola, nel senso che lo sciopero non è fatto per mettere in difficoltà l'organizzazione della scuola né per mettere in difficoltà i genitori, il servizio. Non serve a quello lo sciopero, contano i numeri delle persone che sciopereranno, conta solo la percentuale che possiamo poi vantare, ma l'organizzazione o la disorganizzazione non è un problema del personale in questo caso, è un problema del dirigente. Sarà il dirigente che ha il compito, il dovere, l'obbligo di comunicare alle famiglie: attenzione che il giorno 30 c'è sciopero, non possiamo garantire il regolare servizio, perché non sappiamo ancora quante persone sciopereranno, quante non sciopereranno. Quindi, cortesemente, invece di mettere i pargoli sul pulmino, accompagnateli a scuola per verificare come sarà il resto della giornata. Questo è, ma non dovete farvi carico voi di una cosa che non vi compete. A voi compete semplicemente dire: guardate che io farò sciopero, semplicemente, tutto qua. Poi io consiglio sempre: non abbiate la preoccupazione di dire che fate sciopero. Se avete intenzione di farlo, scrivetelo bello grande, scrivetelo in stampatello sulla circolare, mettetelo sulla macchinetta del caffè, che lo vedano tutti, perché questo diventa anche una forma di traino, di incentivazione agli altri, ci facciamo coraggio uno con l'altro. Detto questo, nessuno mi può impedire lunedì mattina di fare sciopero, anche se in precedenza non avevo detto niente o avevo detto che non l'avrei fatto. Esatto. Francesca e Marica. Intanto. Buongiorno a tutti. No, brevemente, perché poi devo scappare, che devo interrogare quelli di quinta. Allora, già sì. subito proprio così. No, assolutamente, li devo interrogare oggi. Allora, no, io volevo ricordare in tutta questa tragedia anche i 2 punti del PIL che verranno tagliati nei prossimi anni e che sono previsti dal DEF, che Marco, grazie mille, qualche anno fa mi ha spiegato con molta fatica che cosa fosse, perché io non ne capivo niente. I passaggi del DEF. sì, no, ma io già di fronte alla parola avvocare, che ho visto per la prima volta, sono morta, mi sono sbriciolata. E quindi volevo ricordare anche questo. Quindi si fa tanta propaganda sul fatto che stanno mettendo tanti soldi nella scuola, che ci sono tanti finanziamenti, ma alla fine uno dei documenti più importanti che riguardano la gestione finanziaria dello Stato, in realtà sono previsti dei tagli, ed è messo nero su bianco, quindi dentro questa tragedia ce n'è anche un'altra. 1. 2, ho fatto 2 conti della Serva l'altro giorno con i miei colleghi, perché tutti parlavano di questo corso triennale che poi dava diritto fino a 3.000 euro, dicono certe testate giornalistiche, dopo i 3 anni, se sei tra i fortunati il 40%. Ma io ho detto: secondo voi questi corsi triennali saranno gratis? Per me saranno a nostro carico. Allora fai conto che un corso di formazione, di alta formazione, costerà minimo 700-800 euro all'anno. Allora tu spendi circa 2.000 euro in 3 anni, poi sei talmente fortunato che capiti in questo 40%, te ne danno 3.000 lordo Stato, che sono circa 1.800-2.000, e che cosa hai fatto? Tu hai tolto tempo alla tua vita, alla tua famiglia, ai tuoi interessi, hai lavorato tantissimo oltre il tuo orario di lavoro per avere 0. Allora io dico, prima o poi, no, anche quelli un po' più duri ci arriveranno, e quindi cosa succederà con questi corsi triennali? Magari saremo sanzionati se non li faremo? È solamente una domanda questa. Leggete in chat Sara Jen cosa dice, vi prego, leggetelo. Non ho la risposta, Francesca. Io spero che ci sia la decenza di dare la formazione
gratuita perlomeno, ma l'abbiamo detto in tanti, in tutti quelli che sono intervenuti questa mattina. Non è soltanto questo il problema è che non possiamo avere una formazione a premi che non sia finalizzata al miglioramento dell'offerta formativa della scuola, che non sia finalizzata alla crescita professionale. No, ma io questo lo do per assodato, cioè per questo che non ho fatto nessuna, cioè non ho detto niente in merito, perché io ho detto, e se vai a vedere nella chat ho scritto già quelle 25 ore sull'inclusione sono state una tragedia. Cioè sta qua che a un certo punto dice, ah sì, io non sopportavo più i ragazzi, cioè dopo che ci ha insultati per giorni dicendo che noi non insegnavamo bene, che è, sì, ma io non sopportavo più i ragazzi e quindi sono andata via dalla scuola. Ecco, questi sono i formatori, diciamo, delle reti delle scuole che poi ci fanno la formazione obbligatoria. Quindi io questo lo davo per assodato, no? Francesca, Però io scusa, dico, ti interrompo, al di là degli aspetti economici che sono fondamentali, non sottovalutiamo il governo, non questo, quindi ho fatto la adesso, lei pensa che studiava secondo quello che diceva lo Stato e formava io diciamo quelli che ha sempre pensato di difendere. Cultura interessata a altre cose.
Viola, Benissimo. l'apertura della scuola lunedì Solo e questo scuola può rimanere Guarda, aperta siccome sono disinteressato, su 10 superata la libertà di sciopero, la nostra libertà di sciopero è superare. E lo dico sommessamente un così. di sostegno. Lo scopo è far aumentare il numero di operano. Questo è l'unico la scuola rappresenta la sola opportunità che la realtà. La situazione grottesca per questa assemblea. La mia è una semplicemente riflessione e poi in riferimento a questa legge per cui così una volta ci sta, ma poi c'è qualcosa di legato a questa platea di questo triennio di formazione sulla base di una decisione di un comitato di
dato l'educazione addirittura va ribadita e contrastata. Questo Lorella il salario già si può lasciare lo spazio perché per gli stessi che sono stati esplicitati qui e mi sto impegnando a convincere che ognuno dei settori riusciamo ad ottenere risultati strategici che politica da una protesta di altri in questo momento c'è anche la guerra del 30 che molto i partiti che cosa ne pensa della politica? Le due squadre
non spezzo la lancia a loro. Allora, in questa situazione hanno giustamente il loro corpo deve essere riorganizzare il servizio, cioè vogliamo riorganizzare il servizio, perché ripeto, di sigle di forse non sono diversa. E qui sono però bisogna perché altrimenti nessuno sapeva
analizzare però guardate, quelle due che soprattutto prendiamo verso la fine dell'anno, accettiamo, cominciamo prima di settembre a fare e andiamo a protestare le RSU che hanno cercato di fare. È importante che ciascuno di noi gli incarichi unico, quante cose facciamo di fuori. Questo è scuola, quelle della mattina, non posso però comprimere quelle che serve al servizio, fare in modo che sia Siamo in fatto bene. chiusura, facciamoci questo regalo, facciamo questo bell'atto di generosità. Vorrei che il 30 maggio 2022 fosse la Costituzione e io ho fatto sentire un grande sì al governo dei tempi. Anzi, vedo l'ora questo sì,
poi superiamo. O è l'inizio di una china che non ci porta avanti. Sì, faccio un si sono contattati, perché non è sempre stato nei social contro e le forse attualmente più porli del perché fa la cassa di risonanza social e poi questo fa discutere e quindi arriviamo anche ai media, cioè bisogna porre dei domande di portare alla discussione nazionale, pubblica e mediatica, così captiamo i giornali. I giornali sono più sensibili degli altri, quindi penso che possiamo raggiungerli qua. Bisogni. Dico, anche quelle che non sono veramente insopportabile, no? Questo senso di essere che negli interventi di amministrazione però presiedere il comitato a L'hanno un po' imposto, ecco, che non l'ha chiamato, è stato un po' imposto. Hanno sbagliato, stanno sbagliando in tantissime, ma puntiamo sul campo, l'importante è fare da il Movimento 5 Stelle, che non dimentichiamoci, abbiamo un partito attualmente la politica più importante in Parlamento, il disegno di legge in questo Parlamento, parliamoci, c'è presenza. Bene, concludiamo della scuola in sciopero. La formazione, dell'istruzione, dell'educazione scolastica, della davvero e spieghiamo ai colleghi che ancora non hanno capito questa grazie, buona giornata. Ciao, arrivederci. Ci sentiamo.
insieme ancora. Veramente un piacere. Bene.